Oh, buonasera, quanti porta, quanta bella gente qua c'ho. Ma cosa si fa? Che si sagra? Per carità, guarda, aspetta che vado, si vede che mi compare. Io ho visto mi compare. C'è da parlare? E poi tu mica vieni avanti per qua, guarda. Buonasera signora, anche io qua. Ma io siete a Baruchea, vero sì? No! Ah, ora mi ho sbagliato, che sono io però. Buonasera. Ho tanti chiedori. Mi ha capitato una roba grande, Maria Versa. Buonasera signora, anche io qua. E sono Mario, dove sei? Se muove la poltrona. A me seduta stava a casa, grazie. Cosa che mi è capitato. Aspetta che non mi era parte perché dice che dopo sono imbriaco. Pianeta perché ho i dolori. E il gao. Quanti dolori, Maria Vergine. Beh, adesso vi conto perché è stata una roba grande. E ora ciò. Mettendo il biroccio del Rio a Cesare Palermo, a Cavaina e in qualche maniera a Sega salvare. Ma amico, questo mi è capitato. Maria Ver Sant'Antonio, e il biroccio di tutto desfà. E mi goccia panna in calcare in tesenoccio e il gaeono che imparlemo. Ciao, ma che razza di burre che io parla? Da Rio a Cesare. Ma un anno fa, nella mia proprio capivo niente, Maria, ma sei normale qui da Palermo? O hai finito che io non altro? Bene? A proposito, ma qua siamo a posto, qua sai, non sai che sei debiti? E poi, guarda che Palermo non esiste più, e ricordate che qua ti sia pensare. Ben, sapevo cosa che vi dico, siccome che è meglio fruare un paio di scarpe che piuttosto che un paio di nessioi, vado dal dottore a vedere se mi dà qualcosa per sta gamba perché io i dolori non so neanche portare i piedi. Ora io guardi ne senti quanto... Se permesso, se permesso. Buonasera a tutti. Qua mi ha dato un incarico, ma non vorrei fare fine di quello che per creanza aspetta il suo turno, ma quando arriva a sua ora, il Gasabel che passa via. Ma siccome ha messa a tutti non può starvi sin al prete, vediamo se siamo buoni da scomissiare. Cara gente, che viene dai terre dei Springoeo, dei Sicogna, dei Minelli, dei Cautorta, dei Stua, dei Barbaro, dei Rubi, dei Corner e dei Persego, femmine e uomini, che presto andare a votare con una confusione tra chi che corre e chi che non corre, con chi che ga sbagliare le atti dei Fratelli d'Italia che dopo perde il congresso provinciale. Sapendo che chi che magna puina poco cammina e che gli uomini ise come i copi, se dà da bear uno con che altro. Dopo aver finalmente assistito alla inaugurazione della rotonda del Baston, che grazie ai bei arti e noi altri poveri cittadini a mese costata il doppio. Fioi, come che gira, ciò è forza di girare, a consumato tutto asfalto, che a toccare asfaltare da nuovo. Qua mi far perdere il fio. Comunque, preso atto che la comunità de famiglie de Paderno non ha più, dopo un altro giro dei careghe, anzi no, dei deleghe agli assessori, stavolta senza facce nuove in giunta, quando che se gattirà in drio anche l'assessor cenedese. Come chi gira, si gira, Moria. Se fatica stasera così. Gira, fioi, come chi... Stasera siamo qua a Ponsan per processare a signora Nunziata Vittoria a mani basse, che invitiamo a comparire in aula scortata dai boia.
per processare questa signora torna a riunirsi l'unico tribunale dove che gli avvocati non fa schei, perché il detto causa che pende, causa che rende, pare ori asena offesa, ma dove a legge ase sempre e solo come disemo noi altri. Il tutto ben sapendo che siamo già in campagna elettorale da un tocco per nominare il nuovo sindaco del Ponsan. Adesso, prima che vi stufede e meciacque, ciamiamo in questa aula che ha sede tutti, chi darà vita al dibattimento. Questo partendo dal campione dei campioni di questa assise, dal numero uno dei pubblici ministeri, tra i più grandi inquisitori nella storia delle terre e del popolo che alberga de qua e de a del Giavera, sora e sotto a Postioma. Signore e signori, invitiamo a entrare in aula la pubblica accusa nella persona del marchese Vito Catarro. Un applauso al mitico Vito. Signor Vito, occhio. Cos'è? Ho visto una roba passare. Ah, ma è il ballon del rigore dell'Inter. Ah, sei ancora più di Lautaro, ho capito. Il suo dire verrà contrastato da un grande personaggio che non si arrende mai, che ha fatto della sconfitta un vanto, come che se Drio Toccarga a Sagra de Paderno. Un prode guerriero, ma solo quei parole, perché pacifista anarchico non violento, che sta aspettando l'autonomia da oltre 2300 giorni, che anche se è stata votata in Parlamento, prima che arrivi è il minimo da aspettare per altri 2 anni, con tanta pazienza sempre. Un uomo che a Parlantina non l'ha mai persa, neanche dopo tante e tante batoste. A difendere a Siora nunziata vittoria a mani basse, invitiamo in aula l'unico, inimitabile, impareggiabile, insostituibile Barone Gervasio Magna Particoe. Prego Barone, si accomodi. Magna Particoe. Grazie, tale, se questione di sostanza, ti sarà stati a mandare che rigore in aria, dai. A controllare che parole noi vai fuori dal seminato, entra ora alla corte, scomissiando da una persona assai famosa per il suo savoir-faire con il gentil sesso, libertario e libertino al tempo stesso, pronto per partecipare alle Olimpiadi del salto della finestra col scuron, sostenitore del fatto che l'amore a Carneval finisse qua Quaresima e che femmine ha 4 malattie all'anno, ognuna che dura 3 mesi, personaggio che fuori dal tribunale nessuno lo supera come promesse da marinaio, i cui unici debiti li ha per il continuo cambio della mudanda, ma altrettanto, se non de P, molto competente in la sua professione. Incurante delle critiche e maledicenze, entra in aula uno dei più profondi conoscitori delle camere da letto dei 3 Venezie, l'illuminato cancelliere del Tribunale dei Risi e Bisi, della Sopa Coeada e dei Raici Colardo, è il dottor Canzio Peta Peoci. Canzio, ben arrivato Canzio. Aspetta che qua c'è il giro dei Saudi. Alla competenza del cancelliere si accompagna la serietà di un uomo tutto d'un pezzo. Una baianza sempre in boia, che non si rompe neanche sotto i colpi di un martello pneumatico. Magari si rompe un deo del piede perché si casca sopra una carrega di casa, ma non importa. Famoso per il suo secondo mestiere, massaggiatore di campioni mancati e anche di qualche brocco di professione. Da poche ore anche dipendente dell'Inps. Signore e signori, è proprio io, è il più grande lettore di sentenze più o meno pilotate. Invitiamo in aula a per ricoprire il ruolo di segretario verbaizzante il professor Ieta Manina de Oro. Manina de Oro,
pensionato. Egregio professore, buonasera. Buonasera. E adesso, per scomissiar, manca l'ultimo del trio Pacai, definito dai malelingue nabisata, sia come ciacquea che come portamento, che non te occiapi mai in tel fracco, assai affiatato coi do qua presenti, tanto che si dice che ise tutti e tre in mezzo a mestieri de femmine e de misteriose vincite al lotto distanti da casa. Ultimamente impegnato a fare il chirichetto in città del Vaticano, ma che non si stravia neanche davanti a un sciapo de anare mute e manco che manco de caponi e pioti. Memore del fatto che però edite e sassi tirai in noi torna Pindrio a presiedere il processo dei processi, a Ciave per capire come che andrà a campagna elettorale, entra in aula il giudice di questo contado, l'arciduca Amilcare de Amilcari Taia Tabari. Buonasera. 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 Mi raccomando che abbia fatto incetta del partito e fa massa è cattivo stasera che non serve. Mi raccomando, No, questo è Cataro e mi ha distrutto a parlare male dell'Inter, per cui siamo a posto, non saluto neanche. Cari colleghi, come andiamo? Tutto a posto? Tutto a posto? Bene. E adesso, Prego. sempre partendo dal principio che la legge qua dentro deve sempre restare come diciamo noi altri, dopo questa presentazione, mai desmentegandosi che quel che non soffega ingrassa e che i peccai confessai, i semesi perdonai. Credemo che sia arrivato il momento di attaccare con il processo a siora nunziata vittoria a mani basse. Signore e signori, buon divertimento, sempre girando che torno. E come che gira, e come che gira. Prego, cari colleghi, accomodiamoci. Fermi, qua non si tacca proprio un bel niente. No. Qua non si tacca proprio un bel niente, finché non salta fuori i skei pa me gamba e pa mettere a posto il biroccio che si era tutto desfatto. E poi pa i busi del parcheggio del Cesare Paderno. E se noi salta fuori qua, vuoi canonica e staula finché non mira. No, signor Bemi, staga tranquillo che vedrà che da questo processo salterà fuori sicuramente di chi che sia colpa e lo sapemo noi altri, altro che no. Guardi, di non farmi un scherzo da prete. Come a Sagra di Paderno, perché dopo divento peso dell'opposizione in comune. Areon, per quello, guarda che vuol poco, se 5 anni che aspettiamo una scianta di confusione in consiglio comunale, un poco di movimento, perché se tiri via i Novax e i indipendentisti veneti, un battibecco per un perdere l'otizzazione e per una nuova zona artigianale, e il resto è stata una bella tisana. Risultato, tutti bei rilassati e pacifici. A meno che, come che dice i ben informati del caffè da Marti al martedì mattina, non sia vero che il municipio che sia sedute spiritiche. E dopo, sia i muri di Villa Cicogna che quelli di Villa Serena, i tacca a parlare un po' di tutto. Come per esempio del fatto che Ponsans è quasi ultimo per i fondi pro capite portati a casa col PNRR. Senti come chi parla. Aspetta che vado via, fammi una carità. Senti come chi parla. Quanto che il parla. Sarà anche vero, non so, la storia del PNR. Però intanto che c'è l'illuminazione nuova sul campo sportivo, sulla pista d'atletica e sul campo da baseball. Dopo vedremo.
Comunque, cari colleghi, vi domando, ma che rispetto che sia qua? Uno va avanti in drio e straparla, un altro parla e non si fa veda. È il pubblico ministero che si fa paron, ma robe da matti. E un signor, e vedrà che stasera vuole fare sparonson venendo qua dentro a comandare, la pagherà cara, tanto cara. Ah, penso, e te vedrà. E adesso, sperando che domandarvi una santa de creanza non sia solo parole buttate al vento, vi invito a accomodarvi ma con una specifica. Oltre che per il sindaco, guardi che avevamo andato a votare anche per le europee. Signor giudice, mi permetto di ricordarvi che a proposito di politica bisogna affrontare il discorso del terzo mandato del presidente della regione, perché quello di sindaci è già stato approvato. Ma guarda che c'è tutta una manovra di comodo, Cansio. Pensate, se Zaia lo riconferma, noi che rompe P e scatue a Salvini, che dopo il ponte sul stretto del Messina è il Rio progettato, quello tra Durazzo e Otranto, così che i profughi dai villaggi turistici in Albania li può andare avanti in Rio quando chi dà loro l'aria. Per non parlare del PD, Di quello che resta del PD. giudice, la meta come Calvoglia, ma 6 miliardi in Puglia, De Luca in Campania, Bonaccini in Emilia Romagna, fa il terzo mandato, va avanti a fare quel che ha voglia. Un giorno con Conte, un giorno contro Conte, un giorno con l'Ucraina e il giorno dopo piena di dubbi. Un giorno per l'eutanasia e il giorno dopo, che ognuno decida come cavolo che vuole. Ma io non capisco più niente. Ma mi piace, ma mi tocca parlare anche se non sarebbe il caso. Quando che era il tempo dei democristiani e dei socialisti, ha introdotto il massimo di domandati, perché di P varia portare il pericolo dei tangenti. I stessi che disea ste robe, adesso si devono tornare in drio. Metti l'atta che so che lei sta e petà, pigliate poi, vuol dire che andrà bene così. Coia? Chi sei che ha parlato di Coia? Passata qua in te a carrega, vedi una roba solo per un po', è anche in offerta, e verrai un campanello. Mi pare che sia tanta confusione e tutta sta confusione mi fa venire un dubbio. Ma in te bandiera della Lega, quello disegna se ho il sol della Padania o se è una foglia di Maria? Perché qua non si capisce più niente, qualche d'un è il par bipolare. Signori, non è il caso che come siete parlare di Ponsan, queste robe che stasera non interessa. E ha ragione, caro mio partico, e ha proprio ragione. Signori colleghi, apriamo il dibattimento, dando la parola alla pubblica accusa per descrivere l'impianto accusatorio nei confronti della presunta colpevole, la signora Annunziata Vittoria a mani basse. Sperando che egli a Moia fa il spaccone, prego Marchese Catarro. Grazie signor giudice. Cari colleghi, caro ma tanto caro Magna Particoe, caro popolo giallo-verde, stasera qua ha messo insieme una serie di colpe da farla portare dritto dentro un bel fuoco. Ma ve pensate a quei imbecilli che in via Calcina iga a desvidare il rallentatore delle macchine, assando i tocchi, i vidi e i boioni in mezzo a strada, tanto che qualcuno poteva anche accoparsi. E a signora Annunziata Zea che ha dato l'idea che i 4 delinquenti, altro che un dispetto, è stato un disastro. Guarda Cataro, guarda cosa si tu dire. Lasciami finire senza giudizio. Che sono un temo anche a quelli che taglia e monca gli alberi in giardini pubblici e delle strade e il comune impianta
Endrio quel che si chiccava o fa danni. E sempre a solita vipera biforcuta che da Drio ste ne fandesse. Catarro, oltre che essa un fluido viscido come che c'è scritto sul vocabolario, te sia un brutto vian. Viscido sì, ma fluido no, osti, dai mo. Te sia antico ora. Vabbè. Te sia anche un brutto vian. L'impianto accusatorio ha un'altra roba, ma per forza, perché l'impianto di essere messa buona in te tuo cervello, i te ho tira via quando chi te lattava. In via cao torta, i gaccava via un vigneto, perché parea che avesse malattia a flavescenza dorata. A ti invece te gaccava da testa l'impianto dei buoni sentimenti. Ma perché te avevi a demenza dorata, è molto molto precoce, ma turlon che non ti sia altro. Parole al vento, e ti vuoi fare una gran confusione per imbrogliare tutta sta buona gente. Sa tu cosa che dice a me nonna? O sa tu che te puoi vestirti anche bene, te pare anche buono, ma ti te sei un muso e te assi sempre fuori e rece. E quando qua mi pare che ti sia anche la sua buona strada, sa tu? Gavemo pena commissà e te gasasto fa un paese intero. Guarda che gave fatto brusare massa de pore femmine, eppure scoasse in giro per strade che ne sei sempre de pi e non sempre de manco. E no altri dente palio, mi tocca fare la giornata ecologica. E ora adesso, visto che siamo in campagna elettorale, e spero che mi senti perché lo abbraccio, visto che sarà tutte le liste, voglia veda solo i vostri programmi elettorali, istituzione della giornata ecologica nel comune di Fossano Veneto. Sapete, è il calendario delle manifestazioni che se pubbliche lo fa a biblioteca, va bene la domenica libera che non sia una mostra o questa cosa. Sia a terza di ottobre, a prima di dicembre, a seconda decidono tutti. Dopo bisogna fare un'ordinanza, e come siamo coinvolti? Scuole, scout, associazioni, un poco tutti, perché c'è bisogno di questa giornata, anche perché oltre ai canetti che ha detto il sindaco, fresca, si trova ciocchi così in via antica, come che dicevano altri a Marlengo. E ora bisogna che mettiamo tutti il comune, ma tutti, non solo 4 programmi che si fa vedere, perché sennò quei che mi vede si pensa male e invece bisogna essere responsabili. Va bene? Bravo Magna Partique, applaudo anche a mia sta organizzazione, ma quando sei che mi ha detto a seconda di dicembre perché mi non posso, a prima di ottobre neanche e a te, no, insomma bisogna che mi faccia sapere per tempo. Deciderà i prossimi, però una roba che non mi tocca venire a dire in consiglio comunale, ma via. Calma, ma quanto si agitai? E io il Morbin? Non siamo neanche ancora entrati in interview del processo e mi non so Ma che par che se abbia comportato bene sto pipinotto qua, quello che ha là davanti, parte a ser, non si metta anche a io, signor giudice, non vorrà mia somigliare a Salvini, che fra un po' mi permetterà di far sciopero solo intanto che andiamo al cesso. È il tempo di napissà e tornare subito al posto del lavoro, quello sarà il sciopero. Se è proprio vero, in il nostro paese che c'è sempre più democrazia, ma al contrario, visto che in tel mondo siamo al 76esimo posto per libertà di stampa, qua tutti scrive quello che vuole, io mi spia, ma la verità non si sa mai. Verità, ma tasi va che te cerchi un'altra volta di portare tutti fuori strada come quelli che si andò a zoppa al fosso in via Roma. Sì, dovete una settimana, un record. Sì,
Anche perché non te parli delle disgrazie del nostro comune. Tutti quei ladri che quando te vedi quei telecamere fanno paura. Mamma mia che brutti cefeghi. Ti somiglia anche un poco. E fa veramente impressione. Ed Adrio che se qualcuno di sicuro. Bastaria spararghe, ma non me assa. Solo che te pensi che sia de mezzo a signora annunziata, vuol dire che te si proprio fora per fora. Te si come quello che pensava di essere becco e da contentezza di non esserlo è morto da infarto, ma gli era becco lo stesso. Come sia? Non mi hai capito. Va bene, dai, e ora te acconto. Non sarebbe uno da gossip, ma te acconto. Ciò che se Nane che arriva la sera e si trova davanti a porta del paradiso e del purgatorio, del fianco si trova Beppi e fa: Beppi, anche a te qua. E ti Nane, ma cosa hai tu fatto per essere qua? Ma te conto cosa che mi è capitato. Sono da come al solito batta a carta al bar Campania a Marlengo. E ero con Toni, con Ciano, con Catarin, con Pendola. Te mancavi solo che ti. E batti a carta e comincia a dirmi: Nane, guarda che tua moglie te fa i corni. No, dai. E ora la comincia a Toni. E dopo che altri vanti con sta litania. Io mi ha rotto e tavanego, ho deciso, sono da casa. Ho aperto la porta, ho fatto un fumeron. Femmina, dove sei io? Ma cosa pensi tu, amica dito? Cosa pensi tu mal di me? Gora baltà a casa. Non trova nessuno. Da contentezza, non mi è venuto un infarto, sono resta secco. Ma ti, Beppi, cosa ti sei capitato? Poro mona, se te vesei alla porta del frigo, sarissimo vivi tutti e due. Basta paiasai, basta! Se voi che vedono andiamo avanti, dove tutti davano una calmata, ripeto, non siamo neanche ancora entrati nel vivo del processo e manco della campagna elettorale per votare. È il nuovo sindaco e che se tutto sto convulso. Oh, che somiglia sempre di più ai partiti politici. Chi gas comincia a fare a gara, chi che la spara più grossa? Proiezioni di voto in Italia per le elezioni europee. Raccolte dalla società demoscopica, non mi riesce ad imbroccare neanche una. Fratelli d'Italia 27-29%, PD 19-21%, Lega 7,5-9%, Forza Italia 7,5-8%, Movimento 5 Stelle 14-16%. Il tutto con al massimo il 50% di gente che andrà a votare. Sto anno che avevo anche all'oracolo, un sapientone di prima categoria. Giusto, perché il calcio può essere retrocesso da promozione in prima categoria. Anche a te stasera, grazie di avermi ricordato. Sentime bene, ma quando penso di cominciare a fare i seri? Cosa avevo mangiato? Pane e santini elettorali? Siamo agitati, sul giudice, siamo agitati tra elezioni e il mal di panza della sagra di Paderno. Manina, per il momento, a stare a sagra, facciamo ora. Ascoltami, ma ora, per fare il sindaco, è vero che c'è 3 liste, insieme per Ponzano Veneto. In pratica è il PD, ma senza il simbolo, che se varia diviso dal resto di quella che è stata minoranza in consiglio comunale in questi 5 anni. Ma faria un'altra lista civica, Rete Ponzano, buona pesca. Cansio, mi non so se sarà 3 o 4 liste, perché se quel che comanda adesso e se combina con Fratelli d'Italia e potrebbe essere 3, ma se non si combina fa se che sia 4. È sempre una questione di careghe. Come l'album di figurine Panini, vi ricordate che da c'è si cambiava le figurine, no? Quanti consiglieri in cambio di un assessore? 2 e 1 T. E dopo bisognerà che farsi votare. In
Inquilini, coinquilini, casigliani, quando sarete chiamati alle urne per compiere il vostro dovere, ricordatevi un nome solo, Antonio Matrippa. Dopo questo appello al voto domando, chi è che fa il sindaco e chi è che fa il vice sindaco? Ma scusami, i 5 Stars? Chi? Parla potabile perché noi altri non riremo mio là. Il 5 Stars, cioè il Movimento 5 Stelle, che fine l'hanno fatto? Disperso. Se presente o non si sa? No, te dico mia situazione. Franco dal Coglio lo ha fatto fuori 10 anni fa, più di 10 anni fa. E suona. Cosa c'è? Dai. Il Segato Qualcuno da estese, io l'ho fatto fuori più di 10 anni fa come dare ieri altro. Mestriner mi pare che abbia vinto il comunale a Treviso il 60 se peso 5 anni fa e si è perso in mezzo il caio dei nuovi scavi a Cava Morganea sti qua. Ma che sia qualche nome che gira, qualcosetta sotto. Sta roba mi ciappa. Che se qualcuno che sa qualcosa di più. Quanto là di sa lui. Maria Stuarda, che ne sei una passua dei nomi? Come che core, come che core, come che core, ma farsi votare. Olè! Aspetta un attimo, Manina, Ghese 5 sia per il sindaco e altri per il vice sindaco. Perdonate, che ho pensato, forse è meglio che siamo persi, perché diventa una roba delicatina. Come se sta? No, il popolo è da sapere. E anche per questo processo è importante, senza parlare di schieramenti. Per il sindaco intanto dove si è candidato? Marco Durante detto poi, e Renzo Trevisin, qui è esperto in cinquantini. E dopo si parla per forza del sindaco uscente Antoneo, ma anche di Michele Favero, di un avvocato per Fratelli d'Italia, insomma, una bella squadra. E dopo che saranno anche altri che si sa in consiglio comunale. Per il vice sindaco invece si sente dire i nomi sia da gente che si sa in consiglio comunale che di facce nove. Michele Favero, uno dei Giacomei, uno dai famiglie dei Pretotto e uno da quelli dei Povesan, ma anche a Katia Turk e Franco Zanette, segretario del PD. E dopo parlaria che tornasse il buon Pierugo. Pierugo chi? Ma Gambiera, ostia. La miseria, però mi pare che manchiamo le quote rosa qua, perché è un nome che ha fatto quote rosa proprio stasera poco, però adesso basta, Marson da uno non ti sia altro, smettete di sbagliare per niente. E a voi altri vi dico, signori, andiamo avanti con il processo che sia meglio per tutti. Va bene, signor giudice, ai suoi ordini, perché mica varia un test non importante, super importante, perché è da contare un po' dei fatti che sono successi in sto paese. Cancelliere? Sì? Per cortesia, proceda con la chiamata del test indicato dalla pubblica accusa. La Corte chiama sul banco dei testimoni il signor Celio Caroboa. Caro Caroboa. Buon peso. Prego, Cataro, proceda. No, ferma. Da dove sei io, signor? Mi vengo dai confini tra Ponsan, Marlengo e Santa Bocchia. E ora va bene, prego Cataro. Grazie, ma perché che domanda? Ma che ne so, guarda che La novità nuova, guarda che grazie all'evento. Grazie dell'evento. Signor Caroboa, scusami un attimo, perché sennò si distrae il test. Signor Caroboa, volevo dire che a questa rispettabilissima corte, sto bellissimo pubblico, la sua testimonianza sulle malegrazie che ha fatto e a Zedrio fa che a signora annunziata là. Prego. Madonna che dai, io che so. Mamma mia, da capotarsi. Me scuse paron. Ma ho appena mangiato un panico a porchita. E mi sta scorso piccato.
E dove sono andato a mangiare, mi scusi? Al mercato, mardi passavano sotto di boccarlo via. Ma mi so che sei da Dio ai critiche del nostro comune, che sia, guarda il bando di sicurezza delle strade, Maria Vergine sto dopo qua, botte da orbi tra sindaco e minoranze, parchi a pista ciclabile in via Camaio, ma non si fa baruffa per queste robe qua. Hanno e altri l'interesse che arrivi skate che vengono fatti i lavori che serve fare. Mi scusa, è guarda che tutta che confusione si sta impissata da che a signora è a... Sì, è come Gavarissi ha fatto, come se io venuto a saperlo, facendo il suo mestiere, te se cari tutti o altri, qui ho de andare de storneon, sta attento con i UFO de storneon per il paese, anche perché se sei uno che ha imparato l'arte del micheasso, mangiare in arbea a passo, è proprio io. Ma cosa dito? Cosa dito a che tingati al cervello, che non ti sia alto? Assa che vai avanti! E io, signor Carobo, con tutta la sua eleganza che la contraddistingue. Grazie. E vaga avanti. Nobile. Per non parlare delle botteghe che casasserà e che se Dio sarà, per fin Marlengo, senza dicoia. E anche a bottega di Remigio, che dispiacere, ma che disperazione. Per non parlare della disperazione comune, che non sappi dove trovare i nonni vigi. Guardate che qui ha mai detto tutto e tutti, e questi sono i risultati. Battaria, basta, tessina barzetta vivente. Ma vuoi parlo su un occhio che là. Porca madosca. Guarda che te me copico che scorso è. In paese tutti sanno che ti si devono fare carte false, perché tra i 9 l'utilizzazione una più una manco, i metta anche un tocco di terra edificabile, che te ha venduto a un impresario, anche perché te ha mangiato i skate che te ha dato. Se ho mangiato i skate, era mio e mi sono goduto. Ma che fatica che ho fatto, imprese pensando che ne è sempre manco, e per fortuna che intortavo un impresario da fuori comune, se no chi fatica è caro? Ben, mai visto una persona così spuddorrata? Grazie. E vaga via! Grazie. E vaga via subito! Grazie. Cancelliere! E mi pensa io per piacere! Ma tocca andare a lavarmi dopo, come farlo? Mandio fuori! Mandio! Attento che ti ciappi il tetano! Ti ciappi il tetano! Catarro! Ma non si vergogna! Stasera che io ripeto, le paga tutte su un colpo solo, vi dico missio, le fa anche la doccia gratis. Ma signor Giuvene, mi è mega imbrogliato questo, mi è mega intortato con l'aglio e tutto il resto, mi non sapevo mia che aveva l'utisanca io in via Ruga, ma se uno ne sappia. No caro, stasera te si indormessà, a meno che non te abbia montata a testa perché te pensi di essere il salvatore della patria e invece te si un porogrammo, te si peso dell'As de Treviso che ha segà inventato il ticket per l'obitorio, prima te mori, dopo te paghi e se no ti metti a casa fuori per strada, incredibile dai. A proposito dei morti, che vi ho sentito delle nuove disposizioni delle parrocchie, perché ho registrato una conversazione telefonica abbastanza strana. Pronto? Siete in... Beppi, chiama il prete per dargli i santi a tuo nonno. Sì, passo il numero verde di accesa, 800 e il sonar. Beppi, chiama il prete per dargli i santi a tuo nonno. Sì, passo il numero verde di accesa, 800 e il sonar. Beppi, chiama il prete per dargli i santi a tuo nonno. Non va. Sì, passo il numero verde di accesa,
800 È e meglio sola. che io i santi che dà a Beppi, no? Sono... Sera. No. Ma ho capito qua che c'è influenze giuste. Vedi, io che mi dico che... Prego, perché qua siamo Dio c'è qua per niente. Dovrei arrivare uno perché ovviamente si salta tutto, ma qua non arriva più. Tocca a me. E saltaio i santi, veniamo dentro, sì o no? Perché io ero nato dal dottore, c'ho le pastiglie e adesso sono arrivato e mi ha dato una pastiglia, mi ha passato tutto, ma la gamba diventa dura, ma dura. Ma che pastiglia che hai dato? Io so, hai detto c'ho da suito e mio c'ho da suito. Era blu a pastiglia. Non ho capito. Oh Maria Vergine, ma adesso sto una certa meglio, ma mi fa male il gaeone. Ho capito. A parte tutto ciò, tutti sti numeri, mi pagheo o non mi pagheo i danni? Se vuoi sprofondare in te buse da Dio a Cesare, e se fate i vostri, mi non mi interessa niente. Magari trovi il ceppo di Lucio Ragonio, ma mi dove pagarmi? Memi, bisogna che te vai a parlare col prete. No, quei preti sono sempre insieme. Scusa un attimo, adesso basta. Come si chiama e da dove sei io? Perché? Perché di sì, e risponda perché se siamo in nave tribunale. Vabbè, e ora mi sono, me Petro, e sto in quel quadrilatero tra Pustioma, Belvedere, Camaio, Paderno e Marlengo. Se noi parlava di Paderno era anche meglio, comunque prosegua. Cioè, parlando di preti, come è la storia di Cavara Sagra di Paderno? Perché pararia che tutto si sta fatto senza parlare con nessuno. No, non è vero. Dai, iga a parlare con tante persone, iga a ascoltare quelli della sagra e dopo... Come no? Dopo che Iga aveva già deciso. A star, i se andai avanti, iga cambia anche il nome della parrocchia, frazione di Paderno, parrocchia di Ciliegia, col patrono Gerardo di Tinturi, che si festeggia il 6 di giugno e qua tutto torna. A proposito ti dico una roba, sapevo che manca mia sorella se andare al dottor a farsi una visita. E gli ha cattato un polipo. Dove? E non è mai andata al mare. E che va fuori, ma proprio perché si anche a Paderno, io non potevo neanche parlare, e sarebbe sospeso perché a Paderno è famiglia e comunità, non si fa vedere, e quindi le conseguenze saranno non viene fatta, e sarebbe il caso che nessuno parlasse per niente. Ma ho paura che a Paderno sia proprio quello il problema. Ma qui di Paderno vi interessa qualcosa del paese? Perché qua se qualcuno va dai preti e che domanda di far sagra, come fai a dire che no? Comunità o non comunità? Gli darà la benedizione, gli augura buon lavoro, come chi fa a Marlengo? No, decide il consiglio pastorale. Sì, prima il consiglio pastorale, però, caro Manina de Oro, bisogna che se parliamo chiaro qua, perché se facile andare, soprattutto dopo i funerali, perché adesso è moda, o in supermercato parlare per niente del Paderno, bisogna andare a parlare con i preti. Non girare che parlare da Dio, se che vado avanti se che dice robe, ma sa fasce, altro sentito, no, se vado avanti se che voglio fare, se no se tase e i gara sono i preti, punto. Quello di Paderno, consiglio pastorale, tornando a noi, o di tutte e tre parrocchie messi insieme, magari fatto da qui che non sei da Paderno e non va neanche esercizi spirituali col vescovo, perché si vede che non le serve. Come? Fammi capire bene. Fammi capire. Viene il vescovo, faceva esercizi spirituali i tre consigli pastorali. Marlengo ha una grande comunità, ma non serve stare col vescovo. Al primo incontro ieri in 3, al secondo neanche il suore, ma ha una grande comunità, a Cipicchia.
Certo che se va avanti così saremo baracca e burattini. A proposito, è il tesoretto, come si ucciappa? Manina, che te sei un esperto, gatto notizie. Guarda Cansio, aspettiamo chi presenta il bilancio della parrocchia di Paderno e dopo vediamo come che siamo ciapai. Ma vista la sospensione della comunità, mi autosospendo a cammino parupi. Vergine, che fame che ho. Tu a chi? Avevo un tacco di panca così da mangiare. Maria Vergine. No. Niente. Maria Vergine, che fame. Come fame? Guarda in che stati che esiste questo qua. Cosa l'ha? Come se chiami un sordo, dove regno? Mi sarai gusto però. E sono un baruccai. E c'ho, sì, da che oltre del palio che ho ancora da mangiare. La stufa qua che sono a volo. Che c'è una gran bella giornata e tutto. Sì. Ha fatto spettacoli, gente dappertutto, folla, gremita di folla. Maria Vergine, ma dopo cosa siamo formati a mangiare? Non abbiamo più visto niente, abbiamo aspettato fino al di dopo e siamo ancora di aspettare da mangiare. Ecco, guarda cosa che ha fatto il signor Nunziala, poveretto, ridotto peo, sì, guarda, tutto patio. E sorella bianca, guarda l'ultimo che non mi ha fatto da mangiare come che si è diventato. Un cappello, e che combina tutta sta confusione sue cugine, vero? E gli ordini che non arrivava, e a fine tutti qui anche che davano a mano gli era stremai e nessuno gli era contento. Un disastro. Ah, sei tu contenta? 3 contrade del Capitel, del Marcavecchio, della Baruchea, qualcuno che ha rimesso anche i sentimenti. C'è proprio vero. C'è proprio vero. C'è proprio vero. E ora vedi tu che ti vieni con me, vero? Che qui a semina zisania e a raccoglie tempesta. Ma parli tu da nuovo, non te basta i danni che te ha fatto fin adesso. Te si peso di un cavaron che a testa bassa batte su per il muro e va avanti a battere senza neanche sapere il perché. Basta, scusami se avevo detto che ho fame, avevo capito. Cioè, voglio che mi sono come qui che scava su Morganea, solo che io scava e anche se i politici fa casino, si arricchisce lo stesso. E invece qui qua continua a passare il tempo e a buttarsi sempre vola. Scusami, ma il comune, da qui che scava, che si arriva a qualcosa? O se come al solito che tra una roba e un'altra, ciacco e tante e schei niente? Se deve parlare, basta, potevi da mangiare, Maria Vergine. Dai gusto. Dai gusto, vieni fuori che un piatto di minestra te lo facciamo trovare. Maria, zonta acqua intapignata che è un altro poro disgraziato. No, basta, fate un bidet con minestra. Adesso vado in cucina a vedere come chi già fare. Aspetta che ti porto che ti si debole, aspetta. Che non mi sveglia, signor. Non mi sveglia. Aspetta e spera, va. Sarà, ma un po' mi par tutto strano. Una accusata in carne e ossa, un processo senza capo né coa, uno che parla da fora e spara sentenze e giudizi. Boh, non mi capisco più. Cansio, che cosa ti ha fatto maraviglia? Te pare un paese normale sto qua? I fa una bella festa del radicio, sono una bella villa veneta con tutto il suo pareggio. Peccato che pochi serviva qualcosa. E si mette a fare case nuove, praticamente dentro i campi sportivi di Via Ruga. Se 10 anni anche di più forse, che se i campi da tennis abbandonai, con dei pattegani lunghi così, che fa festa ogni ora del giorno e della notte. In compenso adesso si fa anche il torneo di pallanuoto. Ma dove? Sei il posto di piscine che è soltanto ruinassi. Sul piazzale davanti alle case dell'associazione, perché con un giorno di piova è una piscina perfetta. E comunque Manina, zonta che in comune
Dice tutti i suoi, poi domande fatte dal PD su carte, schei, progetti, contributi di ultimi 5 anni, quanti indrio per il municipio, altro di 13 anni nel mondo. Oh, mi pare che se Dio preparava le Olimpiadi, però non di Parigi, ma di Lourdes, se ci fai peso di Don Saverio Poireto. Don Saverio? Cosa che sei capitato? Cosa che sei capitato? Beppi Gambara, quello che ha l'allevamento di 300 tori. Cosa c'entra? Cosa c'è? Aspetta un attimo, e era pieno di dolori a schiena se andava il dottor Massuin. Massuin, ma non sta in pensione? No, sei ancora presto. Assa che intanto che vai qualcun altro. Fasemme andare avanti. Beppi va dal dottor Massuin, 15 giorni ai termine del salso maggiore. A Ninetta a casa dice chi sei che vanno i tori? I tori che sei tosati, ti tengo a attendere che solo il papagaio mio. Che sei che è un papagaio che parlava, ciao Beppi, te voglio bene, roba così. Parte Beppi, il papagaio si mette sigare Dio a Ninetta. Bastarda, cancara, mori, crepa, brutta bastarda. Un bel papagaio. Una roba grande. Allora ha portato al soggiorno a cucina, peggio che peggio, cucina te, cancara maledetta, brusa. Desperata dopo un giorno vado a Don Saverio, che conta la storia, che conta anche, che dice anche tante bestemmie, tante bresie. Gomi è il compagno giusto, è il mio papagaio. L'altro papagaio? Sì, che cantava messi insieme con Don Saverio. E dice sempre amen, amen. E che va il papagaio. Arriva sabato mattina, dice prima di cominciare messa, demo, basta la porta, nessuno risponde. Verge a porta della cucina e Dio spennotare sul papagaio. È il papagaio, uno non sa occupare, quello dei Beppi, e adesso occupa il suo. Ma come disgraziata, uno tacca a fare, beccia, mora, cancara, mori. Sapeva cosa gli diceva il suo papagaio che si canta messa? Cosa? Ascoltaci, o Signore, è mio cavallo tutti i giorni. Ben, signor giudice, ben, insomma, però a questo punto qua Gavaria è il testimone dei testimoni, quello che dimostrerà fino in fondo che a signora Annunziata è una strega da mandare al fuoco e anche il prima possibile. Cancelliere? Sì. Proceda. La Corte, su indicazione del pubblico ministero, chiama sul banco di testimoni il signor Madeo Rumariol. Dove sia? La da venire a casa subito, la da stare a casa serata su, perché la va a fare quel che dice mi. Calma, signor Medeo, calma, non sta a arrabbiarsi. E dica, chi che sei lui? Chi sei tu? Mi sono il compagno di quella signora là, chi è mia. E non può andare in giro da soia o con sue amiche, la da stare sempre con me, perché mi sto da Drio sempre. Ma, scusami, perché mi sento, ma io non capisco qual che sei e so colpe, staga tranquillo, cosa succede? E so colpe? Ma se è una femmina, e come tale la da servirmi e da riverirmi, che se no abbatto anche. Ma non te vergogni, da dove vieni tu fuori? Te si peso de una bestia. Oltre a essa conosciuto come un peandron che non fa niente dalla mattina a sera, che impegna il suo tempo a rabaltar per quei che cammina per strada, te sì. Sì, e non solo, perché essere ea a mantenermi. E se non mi risponde al cellulare ogni 15 minuti, a sera quando torno a casa, a passa per legnaro. No, qua a questo punto faccio una roba che non si è mai stata fatta. Mi cavo tutto e poi andrà qua e ritiro tutte le accuse alla signora Annunziata e tolgo il disturbo. Raggiungo voi altri questo. E lui vaga via e sparisse dalla faccia della terra, porcaria vivente! E non va via se non va via con la signora Annunziata. No. Signora Annunziata, con me! Ma fuori, ma fuori! Vergognati, disgraziato! Cancro, va fuori, maledetto, te scopami!
Fermi tutti. Fermi tutti. Prima che il segretario legga sentenza non podemo far finta di niente. Oggi in provincia di Lecce un'altra donna ammazzata. Non podemo smentegare, non podemo ricordarsi solo davanti a disgrazie di ogni stramaledetto giorno e dopo star fermi. Denunciamo quello che vediamo. Va inquisito l'amore tossico, fatto di possesso e di violenza, perché è tutto tranne che voler bene. Facciamo tutti a nostra parte, dai a scuola e al lavoro. Non stiamo mai a pensare che non sia affari nostri, non facciamo i vigliacchi. Segretario, sia pronta a sentenza. Signor giudice, confesso che mai come questa volta sono pronto. In piedi. Alla fine del dibattimento avevamo capito che di vittoria, nunziata o non nunziata, avevamo tempo di parlarne fino al 10 di giugno. Adesso è meglio che parliamo di altro. Di conseguenza, il verdetto è chiaro. A signora, nunziata Vittoria, non solo viene dichiarata innocente, ma prima di tutto da questo momento è libera di essere libera, fuori da schiavitù mentali e fisiche, libera di avere il coraggio di denunciare soprusi e qualsiasi violenza. Prego, signora Annunziata, si accomodi pur fuori. Ma anche se il rogo non che sarà, in te nostre teste, in te il fuoco, ga sempre d'andare tutte le forme di aggressività, brutalità, prepotenza verso la donna. Al rogo il possesso della persona, al rogo la volontà di dominare la persona, al rogo il gioco mentale sulla donna. Basta, denunciamo, segnaliamo. Al rogo l'ipocrisia, al rogo è lavarsi le mani, al rogo l'indifferenza e la insensibilità, al rogo l'uomo violento. All'inferno, assieme ai demoni che li spingono, i femminicidi. Non torniamo al Medioevo, roghi ne hanno fatti già troppi. Adesso, se ognuno non farà la propria di parte, i roghi li provocheremo noi. Grazie. Ho smesso di tacere e so soltanto io cosa vuol dire riprendere a spogliarmi prima che sia tardi, perché ho deciso che me la saprò cavare. Ho smesso di tacere ma so soltanto io cosa vuol dire. Abbiamo e stiamo cercando di dare un piccolo contributo a una vicenda che è drammatica. Ci siamo, sì, che è drammatica. Non ci resta che ringraziare tutti per la presenza importante. Lo dico prima, le offerte sono importanti per noi, però adesso ci sembra giusto presentare la compagnia. Come si chiama Paolo la compagnia? Ti ha messo il nome T? Di Sgorla Pereri. Cominciamo con il presentatore Gabriele Benetton. E guardate, io voglio un applauso particolare perché entrare e fare il cattivo non è facile. Luca Fornasier, bravo, 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 bravo. E poi, dove sei io? E Peron, Gusto Peron, Luca Pian. E ora invito sul palco una persona con cui ho collaborato
eravamo a scuola assieme 45 anni fa, ci siamo messi a lavorare insieme. Renzo Massolin, grazie Renzo. Un fantasmagorico Celio Caroboa, Daniele Zago. E poi, dove sei io? Il Catarro, Vito Cataro, grande Benedetto Cavallin. E ora, grazie a Nadia Marangon che si è prestata molto, i due boia, Cristian Zanatta e Giorgio Gottardo. E adesso qui davanti a noi Luigino Zanatta, Memi Petoa. Non potevo che lasciare alla fine Paolo Panziera. È sempre un'emozione presentare i signori Wilmer Mareschi e Iseo Geromin. Grazie ragazzi a tutti, grazie. Sulla musica e il grande Walter anche. Sulla musica, grazie a tutti. Un abbraccio veramente, grazie. Aspetta, fermi la console, giusto? Un applauso unico, Nicolò Geremia, Bruno Geromin, Giulia ed Emma Lucchetta. Scusate, aveva sora. Buona serata, grazie. Speriamo di avervi fatto divertire e riflettere. Con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo ancora un altro sì. In fretta vanno via delle giornate